Se tra le fila di uno schieramento politico il referendum sull'autonomia del Veneto è considerato un appuntamento di straordinaria importanza, dall'altra per le vie del centro si fatica ad incrociare qualcuno con le idee chiare. La data del 22 ottobre a molti non dice nulla, qualcuno ci confessa che l'evento non è stato pubblicizzato abbastanza, altri rispondono quasi per inerzia che l'autonomia fiscale non può che portare del bene. Fatto sta che questo è il primo referendum ufficiale sul tema e una certa importanza potrebbe avercela, nonostante si tratti di un referendum di tipo consultivo. Errato parlare di referendum per l'indipendenza, infatti, una volta che i cittadini avranno scelto se attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla regione, con le relative risorse, infatti, i governanti non saranno vincolati ad ascoltare il loro parere. La chiamata al voto è rivolta anche ai vicini lombardi, con i quali da tempo, si parla già dagli anni 90, il Veneto condivide l'idea di autonomia. Ricordiamo le gazzebate di una Lega Nord guidata da Bossi e un po' diversa rispetto a quella attuale, che aveva come slogan la Padania libera. Sì, io sono a favore dell'indipendenza fiscale, ecco. Sicuramente, insomma, la trovo una cosa giusta. Innanzitutto perché siamo stanchi di quest'Italia messa in questa maniera e poi perché le tasse che noi paghiamo almeno vadano, restino con noi. Quindi assolutamente a favore. Assolutamente sì. Io voterei a favore, Perché? perché ognuno può decidere per suo conto, insomma. Io sono a favore, anche se non si capisce bene cosa in realtà, che tipo di indipendenza e come ci darà questa indipendenza, questo referendum.